Il Gay Pride atterra a Bassano del Grappa e invade il Ponte degli Alpini. Be free, liberatevi! Il simbolo delle penne nere sabato viene preso in prestito dai circoli omosessuali che sfileranno nelle vie del centro storico con balli e musica per spezzare le catene del pregiudizio. Stiamo parlando di una manifestazione per i diritti civili, visto che in Italia, l'Italia è l'unica nazione in Europa che non si è ancora dotata di una legge sulle coppie di fatto, di una legge che tuteli le coppie omosessuali. Stiamo parlando di diritti di cittadinanza, diritti di libertà, che fanno parte di tutte le democrazie moderne. Dopo il bacio tra coppie omosessuali sul ponte di Bassano la sera di San Valentino, il Circolo Tondelli Gay and Lesbian Center, in occasione dei 10 anni di attività, organizza il primo Gay Pride del Vicentino per dare un segnale forte contro l'omofobia e la discriminazione ed estende l'invito a partecipare a tutti perché sia una festa della città. Ma c'è chi ringrazia e declina, anzi c'è chi certe cagnare le terrebbe fuori dal salotto buono nel giorno di shopping. Qualcuno ha addirittura contattato l'eurodeputato leghista Mara Bizzotto che chiede chiarezza sulla manifestazione per evitare disordini. Spero solo, ha detto, che non si tratti di una carnevalata ma di una manifestazione tranquilla che non disturbi la vita della città. Ma c'è un'altra bassanese, l'assessore regionale Elena Donazzan, che attacca il sindaco Stefano Cimatti. Trovo scandaloso che ci sia chi ostenta un aspetto privato come i propri costumi, omo o eterosessuali, e che il comune permetta tutto questo, così sta involgarendo la città e mettendo in difficoltà il commercio. La risposta del sindaco Stefano Cimatti è immediata: sono esterrefatto, ognuno ha la sua dignità e noi non vogliamo e non possiamo vietare una manifestazione che la questura, che gestisce l'ordine pubblico, ha autorizzato. Sono il sindaco di tutti e non di una parte. Quelli che vogliono sfilare sono cittadini non appestati e possono passare anche sul ponte degli Alpini. Se ci saranno eccessi contro il decoro pubblico, poi verranno presi provvedimenti, ma spero che non ci sia chi vuole strumentalizzare il Gay Pride per sollevare l'opinione pubblica, perché lo troverei molto squallido. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente veneto dell'Arcigay, Alessandro Zan, che attacca chiunque si opponga alla lotta per i diritti civili degli omosessuali. Mi pare che siano dei veri e propri talebani che forse dovrebbero andare a vivere in Iran anziché stare qui in Italia.